personaggio. Permesso! Chi è? Permesso! Ma lei è Giovanniello? Ma lei è permesso? No, io non sono permesso, sono Allora, Antonio ma Manganiello. grata voi. Ma che c'entra? Permesso perché deve entrare qui, scusi. Ma Sanie, potete da sì! Ah, ma bene, oggi ho portato un da mazzola, spi, trammo posto sempre a noi. Ah, ma bene, fammi associare un po' che capo. Come si chiama il Carluccello Buttone? Che fa bordello che c'ha sempre il guarda, collo. ma che una bella spalla posso portare per stagliare Cardarello quarto piano. Poi prima nome, che andiamo tempo a perdere 4 minuti. Chiama bella Massania, ma chiama subito un Ciccio Bellucci. Bellucci, è lui chi? Sa Campusano. Può immaginare che si va di Campusano, noi. Ma breo, un Ciccio Bellucci. Ma chi è parente da, come si chiama? Che là? Ah, Monica Bellucci. Che l'attrice che faceva i film porno. Che stavano a pastire. Pronto? Pronto, buonasera, Bellucci. Sì. Ci sta Ciccio, buonasera, sono Mastanillo. Un attimo, vedo. Ma ci dà presto con il cellulare, Non ho capito. Sto con il cellulare in mano, ci dà presto che lo parla euro coppo cellulare. Francesco? No, è uscito. Mannaggia morte, ma come mica no, Perché? No, è perché io stavo in loco, ti capito? Scarica certa roba, no? E poi ci volevo dire per telefono, per dire sì, potremmo scaricare stasera o rimane a mattina. Ma che dobbe? E sono con fravagatore, scusa, posso vedere una cioccolata con Pocami? Beh, allora è un'idea vostra efficienza. No, scusate, io vado a trovare praticamente Bellucci Francesco, via Capo a Camposano, e tengo sto ordinazione, sto arrivando a loco. No, allora avete sbagliato, vedete che è mio zio. Ma io ci chiamato, tengo questo numero di telefono, ti chiama questo numero che insomma c'è scarica a casa che sta qua. 826 1390. Ehi! Sì! Che roba è lì? Sentite, senza che ci perdiamo in chiacchiera, io mi vengo loco, scarica a roba su berissi, che già fa. Sentite, anche 34 sacchetti di cimento con Pocami. 34 sacchetti di cimento? Ehi, una mulazza! 2 quintali di cium, 48 kg di sfravacature da uto, anche 18 cardarelle e 25 spezza cataratta. Che faccio? Dici venite, poi ne venite a parlare. Sentite, venite, non venite, ma che ci fai? Ci venite o me ne sciarete? Ma sapete dice qualcosa che concreto? Vabbè, io non sono chi l'interessato. Ma Stani, ma non sentite che chi se ne paura scema che non capisce niente? Ma state zitti, ma prima preso Cristiano ci fa metà roba là. Ma che non capisce manco come si chiama? Ma state zitti, pronto? Oui. Ma voi siete un po' qualificato, perché chi sto parlando? Non è nessuno! Ma state zitti, fammici parlare che te che roba con poca. Io non paghiamo una se chi sta dicendo. Ma che le stai pure la moglie vostra? Ma qua moglie, che si vogliono mio? Vogliono vostra? Era più sportivo, lottato là in tuo mi ho buttato là. Ma vedi come fai figurini? Dove? Mi sa io. Ma Stani, ma non sentite che chi se ne paura di fare tutto che capisce niente? State arrivati spesi non era un coppo di cellulare, ne state che chi finisce una cosa buona. Tu sembri a gramatina sì, te già fa fuori. Moglie non dice sempre da ottavi e fuori, no? Ah! Dice lo vino non so beve più. No, ma chi lo fai? So fa. Ma è da credere, come vi chiamate tu? Io Giosuè mi chiamo. Giosuè, oh, che nome che tenevi? Ma Stani, unite un nome scema. No, no, nome scema, chi sa un nome buono, chi la Pasqua si porta Giosuè, è roba in chiesa, roba. Ma chi lo pittore là, come si chiama? Non è che cercate Bellucci Vincenzo? Ma qua Bellucci Vincenzo. Ma consegnato Bellucci Vincenzo? Sentite, non mi preoccupate, noi cerchiamo a chi cerchiamo. Andiamo a roba, portiamo là che ho scaricato. Si chiama come chi lo poeta, Giosuè Cociucci. Ma qua Giosuè Cociucci, ma che stai dicendo? Comunque io sento che sei uno che non capisce manco cosa si. State sì, pronto? Attacca chi? Sto! A Sani, se vedeva che chi non voleva faticare. Ah, ma bene, si trova con cada persona. Quando c'è dato il numero di telefono, mi assicurare che la persona che sta mi chiamando sta andando a Ma Sani, state martellando la mano a me. Oh, e levala a su. Alberto Scorza. Roberto Scorza, e chissà ci chiama Roberto per forza. Se ne scorza in malò. Passami un po' la perona, lo. Ma che sta quanto andati? No, vabbè, la c'era appunto che è stato un paio di mesi fa. Ma che sei cavolo come bro? Ah no, allora che sai che la bottigliera lo faccia il tuo pipilano. Ma che schifo sei om che sì. Stani, chiama manata che se non c'è sta. Oh, mannaggia. Che può fare? Amabile. E spino? Ma ne piglia si no? Ah, in tuo casciù. Il pidio. Il pidio. Il pipio de oro. Con mamma Maradona, il pipio. Ma sempre che dai sciura battuto. Pronto? Pronto, il pidio? No, non c'è chi è? Come la meccano? Sono Mastanello, provogatore, buonasera. Ah, buonasera. Voi chi siete? Un figlio?
Sentite, io tengo a portare sta roba a casa vostra, no? E mo volesse sapere un po' che si sta a casa, si possa venire oggi, rimane a mattina, facetemi capire. Mo non un attimo il numero di mamma. Sentite, ma quale numero di mamma? Ma che dite, ma la perdo noi qua? Io sto con il cellulare, pigliate la masciata, ve lo ammasciate per telefono. Pigliate carta e penna per piacere. Aspetta. Mamma mia, è una pisciazione, lo così. E pisciuti a lega, Oggi c'è che fa questa gente, non so. ma se ne è stato caldo. Oh, in sta casa s'appicci. Siete loco, sì. Chi sta qua? Pronto? Ma chi è che lucchi da Scusate, ma sentiamo un bordello, io non riesco a capire. Io già sono surdana orecchio qua. Facetemi capire. Come ci fa? Ma chi stai scemo? Ma chiama subito qui. Mangia subito ancora. L'ha voluto lui. Ma prego. 1 minuto, subito 1 minuto, basta. Sta gente che non tiene creanze, che non tiene sistematezza. 1 minuto che attacco il telefono, bacio a Massanini, 67 anni. Con 45 anni per stirare di spalle. E con 7 tatuaggi. 7 tatuaggi in cuore. 15 punti. Ma qua punto, non stanno sti punti. Quando poi facessi tu? Quando carità la Coppa all'anno. La Coppa all'anno? Quella da usulare. Ok. Guaglio, ma come ti permette di stare con il telefono e bacio a Massanini? Fammi capire. O sai che tengo 67 anni? No, chi è? O sai che vengo fino allora che ti torce il orecchio? Ma parlo con Paito stasera, non ti preoccupare. Ma chi è? Ma com'è che è? Perché mi ha staccato il telefono in faccia? Fammi capire. Carutalini, Ma che Carutalini? Giovanni, sta fermo e ti sta zitto. Ma che se c'è scemo, guaglione? Ma così ci morì. Non te credere, io mi da occupare tanta fumare. Non mi fa parlare poi. Ma stai, non va a pigliare, che sto guaglione, non va a Non mi fa parlare, oggi giorno. Oggi giorno il problema è uno solo. Che stanno i guaglioni scostumati, mi sai. Scemo. Pigli carta e penna, moi, direte mo. Eppure io buono, no? Carta e penna da giurito. Ma voglio vedere. Ma stai, ma è finito con la maluere, che la faccio vedere. Giovanni, tu mi eri. No, tu mi eri a uno con macchista, no? Lascia che è guaglione, ma hai pigliato che il re ti ha già portato un quarto per una coppa a bacio, gli ha già fatto una coppa alla mulazza, sì, o no? Ma stai, ma chi si sente la voce? Non me lo capisci di lei cannucci. Ma chi lo dicevo padre che chi se ne ricorda? Non è buono manca, ci piacciono l'uomo, né? Se fammi così. Ok. Scusa, ma non capisco cosa sta dicendo. Parli in italiano prima cosa. Non ci ho capito, che stai dicendo? Dito, fammi capire. Ah, Cirdo. Parla in italiano, non capisco. Ci parla italiano? Non ti preoccupare, mo che venga il logo, no? Sempre se ne sei capace, parla in italiano. Mo che venga, ci faresti vuoi che parla italiano? Ma parla italiano, ma parla italiano. Parlammi italiano. Allora, io mo lo sai che faccio? Ma sì, Antonio? Dici. Io vengo da te con il mio camion Lupetto rosso del 1947. Appena arrivo da te, scendo dal camion, ti prendo con le orecchie, ti porto nell'ambastalota, ti faccio sta per 24 ore. Appena chiede pietà, ti sbatte la capo in do sciacquone, hai capito? Oppure no? Bravo, ma sta lì. Oh, mi stai dicendo, ma stiamo in diretta con la Cocca Radio? Ne puoi chiamare Matteo per fare diretta radio? Forse si ingoppa una radio non teneva il Rinalo, allora può darsi anche che ti chiamavi. Ma poi. Vai tenevamo due, per piacere. Puttazziello intufato. Ma che è? Ma che stai dicendo? Ehi, carito, fammi capire. Puttazziello intufato. Puttazziello intufato, volesse farire, ma non ti preoccupare, mo vengo lungo, non ti preoccupare. Tu hai capito che... Vicino a me era una vuota. Ma sta ma come sei Ma tu hai capito che tengo 67 anni, no? E mai una persona si è permesso. Che ritto, fammi. Ehi, e come ti permette, lei? Attaccato lei! Attaccato, ma sta lì. Ma e manco oggi si è faticato. I tappi su Radio Kiss Kiss Napoli.